Primo tema da sfatare e che riprenderà con molta più tranquillità l'avvocato Mozzanica. Il 31 di marzo 2026, per modifica normativa recente di quest'estate, di cui nelle slide l'avvocato Mozzanica vi darà perfetta notizia, è il termine ultimo non per essere iscritti al registro unico nazionale del terzo settore, ma per adottare l'atto prodromico all'iscrizione. In altri termini, se siete una persona giuridica riconosciuta e lo siete quasi tutti, entro il 31 di marzo voi dovete andare in sede notarile, quindi con atto pubblico che fisicamente può essere dal notaio o il notaio presso il vostro ente nel consiglio di amministrazione piuttosto che in assemblea se avete base associativa, e dovete rogare l'atto di modifica statutaria e sarà il notaio che farà l'istanza per l'iscrizione al RUNS. L'istanza tecnicamente il notaio dovrebbe farla in maniera contestuale. Ricordiamo, parafrasando una vecchia canzone, che anche il notaio è un uomo, per cui diamogli almeno 48 ore, 72 se siamo di venerdì, quindi direi che nessuno vada oltre l'ultima settimana di marzo. In quel momento servirà una situazione patrimoniale dell'ente che accerti la sussistenza di un patrimonio utile per essere riconosciute come persone giuridiche, anche se lo siete già, che non sia antecedente a 120 giorni dal momento in cui fate l'atto. Quindi, per chi ce la fa, ed è difficile, lo capisco, la chiusura a bilancio al 31 dicembre, in modo di avere poi l'utilizzabilità di quei dati in entrambi i casi, sia per l'approvazione di bilancio che per la modifica statutaria. Chi invece si trova in una situazione diversa, se la fa con una valutazione alla fine di ottobre, comunque, in realtà fine di novembre se va lungo, sta nei 120 giorni, oppure se fa l'atto a gennaio, febbraio o dicembre, l'importante è che lo faccia la definizione dello status patrimoniale a 120 giorni antecedente all'atto. Ripeto, l'importante è ricordarsi che quel 31 di marzo non è la data ultima per ottenere l'iscrizione, ma per rogare l'atto se si è enti giuridici riconosciuti e fare l'istanza, oppure se si è associazioni non riconosciute per inviare non per inviare, per effettuare la modifica statutaria in sede assembleare e successivamente inviare. Primo tema. Secondo tema, perdonatemi, gli altri saranno molto molto più anche forniti di slide e facili da seguire. La comfort letter non è più un atto che in alcuni casi, anche a ragione, è stato contestato perché non era un atto autorizzatorio, bensì un atto di una direzione generale firmato da un dirigente dell'ufficio concorrenza dell'Unione Europea e che dichiarava la non sussistenza di un obbligo autorizzatorio praticamente per tutte le norme che lo Stato italiano nella sua pre-notifica aveva ipotizzato dover essere autorizzate. Il dirigente dell'Unione Europea, Ufficio Concorrenza, ha detto che non sono da autorizzare, eccezion fatta che per due fattispecie, ma per togliere tensione e dare tranquillità, una norma che poi sempre Mozzanica vi darà specificatamente su slide o dettandovela, ha detto che con la comfort letter il 1° di gennaio del 2026 entrano in vigore tutte le norme soggette a sospensiva condizionata, eccezion fatta per le due
che vi ricordo velocemente: la deitrabilità degli investimenti in impresa sociale fino a 1 milione per le persone fisiche, fino a 1,8 milioni per le persone giuridiche, e ricordiamocelo, i titoli di solidarietà nell'ipotesi che abbiano fiscalità analoga a quella dei titoli di Stato, tradotto il 12,5 invece del 26. Terzo tema, ve la dico in maniera molto ampia, questa volta sarà il buon Petrillo a dare ordine alle cose che vi dico, ma preferisco che voi cominciate ad appuntare quelli che sono gli elementi in itinere ancora dal punto di vista di un potenziale percorso normativo di modifica sia del decreto 117 che del decreto 112. Citiamo velocemente i 4 principali tributi che sono oggetto del vostro principale interesse e su questi, lasciando a Petrillo la disamina di ciò che nel 112 e nel 117 si determina in questi tributi, io però voglio ricordarvi solo gli aspetti di peculiarità. Primo tema, IVA. Sull'IVA, ringraziando Marco Petrillo che parlerà dopo della sua grande attenzione di averlo anche riportato testualmente nel Consiglio nazionale del terzo settore, noi ci troviamo innanzi a anche dichiarazioni in realtà del viceministro Leo, ma bisogna regolamentare la modifica del termine onlus a ETS non solo non commerciale, come invece è ipotizzato adesso nei vari commi in cui era qualificato come onlus all'articolo 10 nei diversi commi la possibilità di considerare esente ciò che si andava a IVare. Perché questo? Perché altrimenti, come vi dirà Petrillo, voi vi ritrovate su un'ipotesi nella quale l'IVA, ad esempio, sulle prestazioni domiciliari o diurne, rischia di passare dal regime di esenzione al regime del 22% se avete natura fondativa, laddove foste considerati ETS commerciali o imprese sociali. Su questo è in corso non solo un dialogo da parte delle associazioni di categoria, ma una vera e propria dichiarata volontà di modifica normativa da qua a fine anno, ma finché non la si vede, capisco che uno ci debba fare qualche ragionamento. Sull'IMU è in corso, ma direi con qualche possibilità in meno, un emendamento che prevede l'esenzione IMU, e anche qua bisogna ringraziare Marco Petrillo, ma cito una persona non presente, che però è stato tra gli estensori e bisogna fargli i complimenti, che è l'avvocato Alberto Fedeli, ma sull'IMU in questo momento, dicevo, c'è una ipotesi di modifica normativa che per gli ETS, per come è scritto in questo momento, commerciali e non, tra i commerciali sta anche l'impresa sociale, ipotizza la esenzione per gli immobili laddove si eserciti attività sociali, sociosanitarie, sanitarie in regime di autorizzazione, accreditamento, contratto con le specifiche diverse per la componente sociale e non sociosanitaria o sanitaria. Sull'IRES, sull'IRES bisogna ricordare che teoricamente quella norma che fu oggetto di amplissima contestazione e che poi fu riattivata e che prevedeva il dimezzamento dell'imponibile IRES soggettivo e su tutte le categorie di tributi per il mondo non solo ONLUS, in realtà per tutte le fondazioni che erogavano assistenza sociale, quella norma scomparirà il 31 dicembre di quest'anno e è vero che è stata una norma recentemente contestata, ma questa volta autocito me e il mio collega Ubezia, soprattutto che non è presente, ma è stato l'estensore del ricorso che ha portato anche recentemente la Commissione tributaria a darci ragione, ma quella norma che dimezzava l'IRES, quindi portava l'aliquota al 12% sostanzialmente per tutte le categorie di reddito degli enti non commerciali, verrà abrogata al 31 dicembre. Quindi
Nell'impresa sociale c'è un'esenzione IRES per tutti i redditi, ma anche perché i redditi di impresa, vi dirà Petrillo, sono soltanto uno. Per invece gli enti di terzo settore non commerciali, che come tutti gli enti non commerciali pagano l'IRES similarmente all'IRPEF delle persone fisiche, quindi differenziando le categorie di reddito, sì abbiamo un'IRES agevolata per i redditi d'attività, ma apparentemente, se non verrà fatta una norma compensativa, rischiamo l'IRES piena per le altre categorie di reddito. Per l'IRAP bisogna dirsi, e Marco Petrillo la riporterà, ma questo invece forse è l'elemento più forte, perché è presente una specifica previsione modificativa nella legge delega da parte del Parlamento al governo che prevede di attuare, quindi non c'è ancora, con un decreto di carattere legislativo o forse con un'altra tipologia di decreto, ma non credo, una modifica della base imponibile dell'IRAP che, come sapete, per gli enti non commerciali, quindi non per l'impresa sociale o per gli ETS commerciali, è costituita dal costo del lavoro, il che vuol dire che se, ma parlo da lombardo, chiunque non sia lombardo in questa nostra chiacchierata non ha goduto di questo ultradecennio di esenzione, ma se si perdesse il concetto di esenzione da IRAP, l'IRAP per un ente che è labor intensive diventa pesantissima. Quindi bisogna stare con grandissima attenzione a vedere lo sviluppo dell'IRAP e l'eventuale mutamento della sua base imponibile, sperando poi che i diversi ordinamenti regionali pongano in essere l'esenzione, anche se onestamente è più possibile che, se ben tutto va bene, ci sia una riduzione più che un'esenzione. Uno dice perché? Perché un conto è esentare le qualche migliaia di onlus che c'erano fino adesso, un conto è esentare quel 100.000 abbondanti di ETS che vi saranno da gennaio in avanti. Quarto tema, per gli enti religiosi. Per gli enti religiosi che, come sapete, non possono assumere la qualifica di ETS o di impresa sociale, bensì possono esclusivamente aprire dei rami che hanno una loro autonomia, ma non hanno una soggettività giuridica. Da un lato, laddove avessero già dei rami onlus, sono chiamati anche loro ad agire entro il 30 di marzo nei medesimi termini, quindi costituendo il ramo. Laddove non avessero dei rami onlus, come chiunque non sia onlus, possono decidere di fare dopo gennaio un po' quello che vogliono, quando vogliono. È importante però dire per il mondo degli enti religiosi che è probabile o possibile che si ponga in essere un percorso di richiesta di modifica normativa, soprattutto sul cosiddetto concetto di devoluzione patrimoniale, laddove si perdesse la qualifica di impresa sociale o di ETS commerciale o non per il proprio ramo. Laddove la vigente normativa, ribadisco solo per i rami degli enti religiosi, se si è impresa sociale, prevede che non debba essere devoluto il patrimonio che fosse conferito al ramo impresa sociale in caso di perdita di qualifica o di estensione del ramo. Se invece si diventa una delle alte categorie di ETS, l'attuale normativa tecnicamente prevederebbe la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti. Questo probabilmente sarà oggetto di amplissima attenzione. Quinto e terzultimo tema, ma questo ve lo faccio velocissimo. Petrillo, ribadisco, Petrillo vi illustrerà il cosiddetto test di commercialità. Test di commercialità è quello per capire se si riesce o non si riesce a stare negli ETS non commerciali, che sono quelli che prevedono che tu per non oltre un periodo continuativo di 3 anni non possa avere, nemmeno un anno, più del 6% di profitti. Se hai più del 6% in un anno, perdi la qualifica. Se dopo i 3 anni non hai un esercizio a zero o in perdita, perdi la qualifica. Perdere la qualifica non vuol dire essere disciolto, vuol dire passare da ETS non commerciale a ETS commerciale con un altro tipo di fiscalità. Su questo, unica vera battuta che bisogna ricordarsi tutti e di cui Petrillo ci darà illustrazione, c'è il tema di quella normetta assolutamente già vigente, che prevede che l'ex IPAB abbia un'attività
che è considerata non commerciale ex legge. È l'unica previsione che ricorda la presunzione legale di non commercialità che si andrà a perdere il 31 dicembre nell'ottica Onlus. Penultimo tema, news sulla devoluzione patrimoniale rispetto invece agli enti Onlus, in questo caso già esistenti, che a fronte di una governance pubblica prevalente siano preoccupati di non poter acquisire la qualifica di ETS o impresa sociale. Qui bisogna chiarirsi. In realtà non per il mondo solo del sociale e del sociosanitario, ma c'è una norma di cui Mossanica vi darà la data, io non mi ricordo se è 2023 o 2024, che permette agli enti che hanno una governance prevalente pubblica di uscire laddove volessero dal genere terzo settore, ossia da onlus, non trasferirsi nel terzo settore a fronte di una governance pubblica prevalente che non gli permetterebbe, per diniego legislativo, di entrare nel terzo settore perché è vietato avere una prevalenza di governance pubblica. Attenzione però, è vietato per tutti, anche qui, tranne che per l'ex IPAB, le quali invece con un'altra normetta messa lì, direi benino, possono trasferirsi in questo caso sia nel tema impresa sociale che nel tema enti di terzo settore, commerciali o non, mantenendo la propria governance pubblica. Io qui mi fermo, vi ringrazio e mi scuso forse anche per un atteggiamento, perdonatemi, un po' troppo didascalico. Sono le 16:54, ma è stato così preciso. Lascio la parola e ringrazio e vi chiedo di ascoltarla con l'attenzione dovuta a una persona molto giovane che ha molto studiato e sta entrando oggi per la prima volta a fare una relazione sul tema del settore, una nostra collega di studio, l'avvocato Alice Buongiorno. Stendardo, che in pochi minuti però darà un quadro, una cornice di rappresentazioni di tematiche che poi l'avvocato Mozzanica illustrerà con più ampia analisi. A seguire Marco Petrillo. Grazie a tutti e mi taccio. Buonasera a tutti, benvenuti. Colgo l'occasione per presentarmi. Sono Alice Stentardo, collaboro con l'Avvocato Mozzanica e oggi vi illustreremo tutte le novità normative relative alla riforma del terzo settore. Un attimo solo che cerco di impostarmi in modalità gigante. Sei già Eh, il gigante, sei enorme. A me non lo dà. Scusate. Allora, come sapete, come vi ha anticipato l'avvocato Degani, con la comfort letter della Commissione europea dello scorso marzo è stata riconosciuta quella che è la specificità del terzo settore, quindi questo ha permesso di applicare agli ETS un regime fiscale differenziato rispetto a quello previsto per le imprese tradizionali e quindi di conseguenza ha sbloccato l'entrata in vigore di tutta la normativa, la parte relativa alle misure fiscali fissata per il 1° gennaio 26. Oltre a ridefinire quella che è la disciplina fiscale, la riforma ha introdotto anche una serie di obblighi e di requisiti statutari che ogni ente dovrà rispettare per poter sia mantenere che acquisire la qualifica di ETS. Tra questi abbiamo anzitutto quella che è la denominazione sociale, quindi dovrà essere contemplata all'interno dello statuto l'indicazione ente del terzo settore o l'acronimo ETS oppure ODV a seconda della tipologia, il fatto che si perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento di una o di più attività di interesse generale previste all'articolo 5 del codice del terzo settore. Poi dovrà essere espressamente prevista l'assenza di scopo di lucro, la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione, la presenza e la regolamentazione degli organi sociali e anche la definizione chiara e puntuale di tutte quelle che sono le competenze dell'Assemblea. Tutti questi elementi saranno fondamentali poi nella fase di aggiornamento e revisione degli statuti che si deve completare, come anticipava l'avvocato Degani, entro la primavera del 2026.
Quindi un aspetto importantissimo che la riforma ha introdotto è in dubbio sia la definizione di tutti quei criteri che ci permettono di distinguere tutti gli enti che svolgono attività in forma prevalentemente non commerciale e tutti gli enti che invece esercitano attività commerciale. Questa distinzione è molto importante perché ci permette di determinare e definire di conseguenza il regime fiscale da applicare ad ogni ente senza che questo cambi la propria finalità sociale, che resta quindi il centro della sua missione. Sul piano normativo, particolari novità sono state introdotte per le ONLUS, sia con la cessazione definitiva dell'anagrafe unica, sia con l'abrogazione del decreto legislativo 460 del 97, che contiene la loro disciplina, e quindi anzi, le ONLUS hanno tempo fino al 31 marzo del 26 per presentare istanza, come anticipava sempre l'avvocato Degani, di iscrizione a RUNS. E quindi questo implicherà scegliere la propria qualifica soggettiva e aggiornare di conseguenza lo statuto. Tra l'altro, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per molte ONLUS, in particolare quelle nate dal processo di trasformazione delle ex IPAB, la soluzione più coerente sembra essere quella della trasformazione in ETS non commerciale, come appunto poi spiegherà anche il dottor Petrillo, in base a tutti quei requisiti previsti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 79. Ad ogni modo, tutte le modifiche che sono richieste e previste non si limitano ad un adeguamento meramente formale, perché sono un vero e proprio passaggio di identità dell'ente che è portato a ridefinire la struttura, le proprie attività e anche la gestione economica. Quindi l'obiettivo di oggi, attraverso l'avvocato Mozzani che è il dottor Petrillo, è fornire una visione chiara e completa di tutto questo cambiamento e quindi aiutarvi a orientarvi nella- nell'adeguamento alla riforma. Lascio la parola all'avvocato Mozzanica per tutta la parte relativa agli aspetti normativi e strutturali. Grazie Alice, buongiorno a tutti, saluto a chi già conosco, con cui stiamo già da tempo collaborando, a quelli nuovi che vedo per la prima volta oggi. Allora, prendo la palla al balzo rispetto a quanto è stato detto dall'avvocato Degani e dall'avvocato Stendardo, perché con voi in questo quarto d'ora, 20 minuti, voglio affrontare fare il focus, diciamo, su tre aspetti fondamentali. Il primo, precisare la tempistica rispetto al vostro essere onlus, che cosa succede e come bisogna arrivarci. Secondo punto che affrontiamo, la procedura. Cosa prevede la legge, la norma rispetto a questo processo di ingresso nel terzo settore o vedremo di non ingresso nel terzo settore? Terzo aspetto, rispetto agli elementi di modifica statutaria, ok? Quali possono essere gli elementi su cui porre attenzione? Ok, quindi termine, procedura, elementi di modifica statutaria. Eh, che serve comunque come inquadramento generale dentro il quale contestualizzare la vostra scelta che arriverà anche e soprattutto grazie a una valutazione di tipo fiscale, tributario, a cui poi su cui poi darò la parola a Marco Petrillo. Cominciando dal primo punto. Allora, in effetti ci troviamo di fronte a un termine che in qualche modo possiamo definire come un termine perentorio, quello del 31 marzo. Spero che si vedano le slide che sto... Si vedono, si vedono. perfetto, benissimo. Dicevo, 31 marzo. Che tipo di termine è quello per cui ci stiamo attivando in questo momento? È un termine che definiamo
decadenziale o comunque perentorio, in quanto da quel momento, entro quel momento, per dirlo meglio, tutti i soggetti che attualmente hanno la qualifica di onlus in quanto iscritti all'anagrafe unica delle onlus, ok? Quindi ripeto, soggetti che in questo momento sono iscritti all'anagrafe unica delle onlus, ok? Sono tenuti a fare la scelta, cioè se entrare nel terzo settore, detto meglio, iscriversi alla RUNZ, piuttosto che facendo valutazioni discrezionali o perché, e poi lo vediamo, oggettivamente non ci possono entrare, rimanere un soggetto che non è iscritto al RUNZ e quindi con l'applicazione di quella che è una disciplina civilistica tipica degli enti senza scopo di lucro. È un termine, è già stato detto, ma lo ribadisco perché è importante questo aspetto, è un termine entro il quale deve essere presentata l'istanza. Attenzione, io, onlus, entro il 31 marzo non devo necessariamente avere già il nuovo vestito perché sono iscritto al RUNZ piuttosto che... Ok, quindi è un termine entro il quale io devo aver presentato l'istanza al RUNZ, che la mia modifica, paradossalmente, la mia iscrizione al RUNZ, faccio un esempio come ETS non commerciale, paradossalmente potrebbe avvenire anche il 15 di aprile, purché l'istanza sia stata fatta prima, presentata prima del 31 di marzo. Questo è importante perché in questo momento in cui ci stiamo parlando, in attesa di, poi chiedo anche a Marco Petrillo magari qualche aggiornamento di particolari chiarimenti e orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, il suggerimento che ci sentiamo di dare più tutelante per tutte le onlus che sono chiamate a questo processo è quello di attuare, adottare l'atto di modifica dello statuto e di presentare l'istanza successivamente al 1° di gennaio del 2026. Perché dico questo? O almeno successivamente al 1° gennaio assumere la qualifica nuova. Perché? Perché in questo momento abbiamo una copertura normativa, diciamo così, di salvaguardia per tutti quegli enti che da onlus diventano, facciamo ETS non commerciale, impresa sociale, ente filantropico, successivamente al 1° di gennaio. Il combinato disposto dell'articolo 34 del decreto 106, che è quello istitutivo del RUNZ, insieme a un decreto legge recentissimo 84 del 2025, ci dicono che per questi enti, qualora la qualifica quindi sia ottenuta successivamente al 1° di gennaio, vi è una copertura tale per cui la legge dice, guarda che c'è una retrocessione degli effetti civili e fiscali a partire dal 1° di gennaio. Per cui nella nuova qualifica. Per cui facciamo un esempio, se io mi iscrivo al RUNZ, assumo la qualifica il 22 di febbraio del 2026, io sono considerato ETS non commerciale, se la qualifica scelta è questa, a partire dal 1° di gennaio del 2026, sia in termini civilistici che in termini fiscali. Questo fa sì che in ogni caso chiudo l'anno fiscale come onlus al 31/12 del 2025 e allo stesso modo a livello di bilancio chiudo quell'anno solare nel 2025 con un bilancio con la qualifica di onlus e inizio ex novo dal 1° di gennaio nella mia nuova veste giuridica e fiscale. Quindi, termine del 31 marzo, un termine per l'istanza, chi coinvolge? Ovviamente, ho già detto, le onlus iscritte
all'anagrafe unica delle onlus e insieme quei soggetti che hanno la qualifica di enti ecclesiastici e che nella riforma del terzo settore chiamiamo enti religiosi civilmente riconosciuti, che negli anni possano aver costituito un ramo onlus iscritto anch'esso, appunto per la parte del ramo, all'anagrafe unica delle onlus e che di conseguenza è chiamato, ok, a effettuare una scelta nel termine di diventare potenzialmente anche un ramo ETS, impresa sociale, nelle qualifiche presentate dalla riforma del terzo settore. Chi è chiamato a fare questa scelta, in alcuni casi, non è nelle condizioni di poter entrare nel RUNS. Mi spiego. Ci sono delle onlus che, e l'esempio che va per la maggiore, qualcuno è anche collegato, sono sottoposte a una forma di controllo, di coordinamento, controllo pubblico. Ok, sono enti in controllo pubblico, direzione coordinamento pubblico, cioè hanno tutta una serie di elementi per cui sono in qualche modo enti che subiscono legittimamente un controllo da parte della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, ricordiamo che in questo caso la perdita di qualifica della ONLUS dovuta al fatto che il 31 marzo anche questi enti dovranno dismettere tale qualifica non comporta però, nel caso in cui questi enti continuino a svolgere attività di interesse generale, operino senza scopo di lucro e mantengano i beni e li riutilizzino per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, la perdita di qualifica di onlus non che non porta all'iscrizione nel RUNS, ma che li fa diventare una fondazione semplice o un'associazione semplice ex codice civile, non comporta la devoluzione del patrimonio, che è tipica per chi perde la qualifica di onlus e che non entra nel RUNS. Quindi per questo tipo di enti, ripeto, enti in controllo pubblico, enti privati che sono controllati dal pubblico, direzione, vigilanza, coordinamento, la pubblica amministrazione, che svolgono attività di interesse generale, che lo svolgono senza scopo di lucro e che reinvestono i beni e riutilizzano i beni in questa attività, a questo punto possono, perdendo la qualifica di onlus, rimanere ente civilisticamente libro primo codice civile, ma senza dover devolvere il patrimonio di cui hanno goduto in accrescimento. Per tutte le altre onlus che non entrano nel terzo settore, che non rientrano in questa fattispecie, la perdita della qualifica comporterà la devoluzione del patrimonio, ripeto, per chi non entra nel terzo settore, per chi non è nella fattispecie che dicevo di ente controllato dal pubblico, nel caso di perdita della qualifica di onus dovrà devolvere il patrimonio di cui ha beneficiato in accrescimento dal momento dell'assunzione della qualifica di onus. Quindi questo, diciamo, come un primo quadro su un focus su quello che è il termine. Secondo passaggio, che cosa dobbiamo fare? In questo momento, è già stato detto prima, si rende necessario, una volta effettuata la scelta, soprattutto sulla base della fiscalità più adeguata che vedremo poi con Marco Petrillo dopo di me, effettuata la scelta, le conseguenze di tale scelta si riverberano in che cosa? Nell'adozione delle modifiche statutarie funzionali all'acquisizione della soggettività derivante dalla scelta. ETS, non commerciale tendenzialmente, impresa sociale, ente filantropico, in alcuni casi più residuali, e quindi da questo punto di vista le modifiche statutarie seguono quella che è la scelta effettuata. Ci sono
diciamo, dell'adeguamento alle disposizioni che sono abbastanza trasversali tra l'ETS e l'impresa sociale, ma anche l'ente filantropico, e ci sono poi invece delle specifiche che sono tipiche della qualifica soggettiva scelta. Nel caso in cui, guardando un po' chi è collegato, lo vedo come numero residuale, nel caso in cui stiamo parlando di enti senza personalità giuridica, l'adozione delle modifiche statutarie può essere fatta senza la presenza del notaio, ok? Non nella forma di atto pubblico, una scrittura privata, autenticata o registrata, ma la stessa domanda può essere effettuata, quindi l'istanza entro il 31 marzo che dicevo prima, dal legale rappresentante. Quindi adozione della modifica statutaria, presentazione del legale rappresentante al RUNS competente, ok, della domanda. Diversa invece è la posizione, e credo sia la maggior parte di voi che siete collegati, di un ente che abbia attualmente già la personalità giuridica. Chi è fondazione ce l'ha già, per legge, ai sensi del libro primo e codice civile, l'ha già acquisita per poter operare, quindi è un ente con personalità giuridica. Le associazioni l'hanno probabilmente acquisita nel corso degli anni e possono averla acquisita. Quindi in questo caso la forma di adozione dell'atto di modifica dello statuto è a forma dell'atto pubblico. Quindi l'organo competente, il CDA della nostra fondazione, l'assemblea dei soci della nostra associazione, devono adottare l'atto alla presenza del notaio. Notaio che nella semplificazione del codice del terzo settore, l'articolo 22, poi articolo 16, articolo 22 del decreto legislativo 117 e gli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 106, deve effettuare due operazioni. È investito del compito di fare già una valutazione che lo statuto sia conforme alle norme che si adottano. ETS, esempio, ETS non commerciale, verifico che le modifiche attuate in qualche modo sono conformi alle disposizioni del codice del terzo settore, quindi fa una valutazione di legittimità, ok? E allo stesso modo è chiamato nella maniera, nell'ottica della semplificazione che ci dicevamo, a verificare anche la sussistenza del patrimonio minimo. Patrimonio minimo che, attenzione, per quello che era per quello che è il nostro vissuto da enti iscritti nel registro delle persone giuridiche o presso la regione in cui si ha la sede o presso la prefettura, abbiamo sempre parlato, perché la norma DPR 361 del 2000 ci diceva così, di patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo. La riforma del terzo settore, oltre a semplificare la procedura di riconoscimento giuridico, come vi sto dicendo, non solo effettua una semplificazione, ma determina il patrimonio come patrimonio minimo. Quindi io devo attestare di avere un patrimonio che sia non più adeguato come lo erano poi le richieste delle varie autorità tutorie, anche discrezionali, in alcuni casi si parlava anche di 200.000 euro, alcune prefetture facevano delle verifiche fattuali, alcune regioni sono diversificate tra loro. Ad oggi il patrimonio minimo è considerato per le associazioni di 15.000 euro, per le fondazioni di 30.000 euro, ai sensi dell'articolo 22 del codice del terzo settore. In questo contesto, e c'è, su questo poi ve lo dirà il notaio, ma ve lo accenno io, anche come si attesta questo patrimonio minimo. C'è una circolare del Ministero che è dell'aprile del 2022, che poi, se volete,
mettiamo a disposizione per chi ne fa richiesta del Ministero del Lavoro, che dice proprio, e si conforma anche a un orientamento dell'Ordine dei Notai di Milano, che l'attestazione del patrimonio minimo deve essere effettuata da un revisore, da una società di revisione, attraverso o una perizia giurata, ok? O attraverso l'attestazione patrimoniale del patrimonio netto, quindi una fotografia della situazione patrimoniale aggiornata non più di 120 giorni, quello che diceva l'avvocato Degani prima, antecedenti, ok, alla presentazione dell'atto. Quindi è un'attestazione che può essere fatta anche con un bilancio infrannuale o con delle modalità che il revisore concorda con il notaio. Ok? Quindi verifica di legittimità, verifica della sussistenza del patrimonio minimo che sono effettuati dal notaio. Notaio che, come vedete dalla slide proiettata, riceve l'atto e entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto presenta attraverso la piattaforma telematica del RUNTS l'istanza. Istanza che sarà direttamente al RUNTS se parliamo di ETS non commerciale o di ente filantropico, al registro delle imprese se parliamo di impresa sociale. Attenzione, registro delle imprese e imprese sociali che significa però sempre RUNTS, cioè perché la sezione nel registro delle imprese e delle imprese sociali comunica con una sezione del RUNTS. È semplicemente una gestione tecnica delle imprese sociali, ma stiamo parlando di ingresso nel terzo settore. Anche le imprese sociali entrano nella macro categoria, come è stato detto in questi anni più volte, degli enti del terzo settore. Per cui il notaio, entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto, lo presenta in via informatica con poi vi chiederà l'atto costitutivo, lo statuto vigente, lo statuto modificato, gli ultimi due bilanci, l'elenco degli amministratori, eccetera. Al RUNTS, attenzione perché l'ufficio che riceve del RUNTS in questo caso non effettua una valutazione di legittimità perché è già stata attribuita al notaio e di conseguenza entro 60 giorni, fatto salvo che manchino documenti, che ci siano, ci dice la legge e anche le circolari del Ministero del Lavoro, evidenti discrepanze tra l'atto e la soggettività, cioè è un ente che è un'impresa sociale che si iscrive a RUNS, però casi davvero minimali, potremmo dire così, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dal notaio, il RUNTS iscrive l'ente nella sezione richiesta e lo iscrive, attenzione, annotando che l'ente ha personalità giuridica. Perché questa annotazione è fondamentale? Perché a partire da quel momento non solo ci sarà una nuova qualifica, l'esempio che facevamo di ETS, ETS non commerciale, ma sarà sospesa fin tanto che il nostro ETS sarà presente iscritto al RUNTS, la iscrizione da cui arriviamo presso il registro delle persone giuridiche o della regione o della prefettura, fin tanto che saremo in RUNTS, la personalità giuridica ai sensi del DPR 361 sarà sospesa. Questo per dire un po' il procedimento, rubo ancora 2 minuti, il terzo punto, il terzo focus su cui volevo porre la vostra attenzione, le modifiche statutarie. Attenzione, noi siamo tutti soggetti che in virtù della qualifica di onlus abbiamo nel nostro statuto diverse clausole tipiche della normativa onlus che ci erano richieste dal decreto legislativo 460 del 97. Decreto legislativo che al 31/12 sarà abrogato ed è il motivo per cui dal 1° gennaio, vi dicevo prima, avranno effetto le nuove norme fiscali della riforma e retrocederanno anche gli effetti fiscali tributari del nostro ente che andrà a trasformarsi. Quelle clausole tipiche della ONLUS dovranno essere eliminate
dovranno scomparire. Ma non solo, all'eliminazione delle clausole onlus dovremo adeguare il nostro statuto alle nuove disposizioni del 117 del 2017, il codice del terzo settore, o del decreto legislativo 112 del 2017, sempre se diventeremo impresa sociale. Sono norme che richiederanno, quelle che l'elenco che ha fatto l'avvocato Stendardo, una riflessione, tra l'altro, sulle attività di interesse generale che il nostro ente svolge. Perché sicuramente ce ne sono alcune che sono riprese tout court da quelle della ONLUS, attività sociale, sociosanitaria, attività sanitarie, eccetera, eccetera. Ve ne sono altre che invece, essendo molto ampio l'elenco, 26 attività di interesse generale, possono essere utili da recepire. Poi ci sono tutta una serie di altre disposizioni che possono essere in qualche modo, che devono essere in qualche modo recepite, l'organo di controllo, il revisore legale dei conti, la tipologia di adozione del bilancio, la possibilità di inserire volontari, incardinarli nell'ente, eccetera, eccetera. Cose che abbiamo visto anche nei precedenti webinar, ma dico solo ultime due cose. Attenzione, perché qualora la scelta vada sulla qualifica di impresa sociale, dal punto di vista civilistico, la parte fiscale la farà Marco Petrillo tra poco, io dico dal punto di vista civilistico, quindi come adozione di modifica statutaria, ma con un forte impatto sostanziale, vi è un elemento che non ritroviamo nell'ETS, nell'ente filantropico. È quello che le imprese sociali sopra una certa soglia, ok, devono attuare il coinvolgimento dei lavoratori nella governance, o meglio, devono attuare delle forme di coinvolgimento dei lavoratori in termini di informazione, ecco qua chiudo le slide, per chi le volesse possiamo trasmetterle, sia di informazione sull'andamento dell'impresa sociale, su eventuali obiettivi strategici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto un coinvolgimento in termini di governance, cioè la rappresentanza dei lavoratori che devono, e eventualmente degli utenti laddove possibile, che devono, che cosa? Nominare un membro del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. Ovviamente ci sono dei limiti che sono indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 112 quando scatta questo obbligo, che sono 2.200.000 euro di attivo dello Stato patrimoniale, 4.400.000 euro di ricavi e 25 dipendenti. Questi sono tre requisiti, il possesso di almeno due di questi requisiti per l'impresa sociale fa scattare l'obbligo. Dico un'ultima cosa e poi mi fermo, ho già rubato qualche minuto in più, mi scuso a Marco. Attenzione perché oggi ho parlato molto tecnicamente, termine, procedura, modifiche statutarie. Nella scelta che vado a fare, e qui esco un po' dal lato tecnico, ma faccio una riflessione giuridica molto importante. Io dismetto il vestito della Onlus, ce lo stiamo dicendo, ok, entro il 31 marzo, ma esco anche non solo da un punto di vista fiscale, da un modo di pensare tipico delle Onlus, che poi ci dirà Marco Petri, ma esco anche da un sistema che in qualche modo mi diceva, guarda che tu sei una onlus, per cui io Stato ti agevolo con una serie di agevolazioni fiscali molto importanti e non solo fiscali, a condizione che tu mi dimostri che la tua attività di utilità sociale è finalizzata a soddisfare un bisogno. Tant'è che dovevo, per gran parte dell'attività delle onlus, attività sanitaria per esempio, dimostrare di svolgerla a favore di soggetti svantaggiati. Attenzione,
questo rapporto Stato-Onlus, questa ratio che c'era dietro il modello Onlus, qui non l'abbiamo più. Con la riforma del terzo settore, le attività di interesse generale io le posso svolgere, diciamo, erga omnes, nei confronti di tutti. Non devo più soddisfare l'indicazione che siano soggetti svantaggiati i beneficiari della mia attività. Perché vi dico questo? Perché in molti casi chi svolge attività sociosanitaria, sanitaria, come molti di voi, possono cominciare con meno ingessatura rispetto al modello Onlus a ripensare anche strategicamente sul territorio l'attività che si vuole svolgere, soprattutto in un momento storico dove si sta rivoluzionando col PNRR, con gli ospedali di comunità, le case della comunità, la sanità territoriale. Ok, quindi questo è solo un ultimo incipit rispetto al fatto che nella scelta magari possono intervenire anche componenti ulteriori rispetto a quelli più tecnici o fiscali che vi illustriamo in questo webinar. Io mi taccio e passo la palla a Marco Petrillo, poi magari ci lasciamo qualche momento finale, Marco e Alice, per le eventuali domande. Grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti, ben trovati o ritrovati. Chiudo io l'interessante appuntamento di oggi sullo stato dell'arte della riforma del terzo settore con, diciamo, una lente di lettura a carattere fiscale e tributario. Le novità che sono intervenute con l'ultimo decreto 84 di quest'estate, di agosto, sono state sintetizzate dai tre avvocati che mi hanno preceduto, in particolare dall'avvocato Mozzanica, che ha poi anche presentato, diciamo, in termini di scorrimento temporale in vista del 31 marzo 2026, che è questo appuntamento per le Onlus strategico importante. A livello tributario ormai abbiamo, diciamo, digerito, anche se non siamo convinti e la viviamo anche come sostanzialmente una situazione difficile da digerire, abbiamo digerito l'abolizione della qualificazione Onlus. Siamo tutti cresciuti in questo ultimo ventennio, dalla 460 al 97 in poi, con un tacito accordo tra Stato per il tramite dell'Agenzia delle Entrate del MEF ed enti Onlus, nella misura in cui si è sempre sostenuto che tu, cara Onlus, siccome lavori per i soggetti svantaggiati, io Stato non ti richiedo il pagamento di imposte e tasse, purché tu mantenga i requisiti costantemente nell'anno certificati da un revisore, una relazione annuale dentro certi limiti di bilancio, e purché poi tu porti a nuovo, rinnovando l'impegno a investire l'avanzo dell'esercizio nello sviluppo dell'attività della Onlus. E questo ha creato anche che nascesse diciamo, una grande dimensione voglio dire, di lavoro e di percorsi in seno alle Onlus, in particolar modo nei settori sociosanitari e assistenziali, dove le Onlus hanno più insistito come territorio di appartenenza, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, questo bell'accordo con lo Stato è saltato per volontà del legislatore e per coloro che hanno avuto la qualificazione Onlus e che la stanno per abbandonare, andiamo ad interrogarci su quale strada fiscale percorreremo, come dicono a Napoli, anche un po' inguaiandoci, no? Perché ci andiamo ad inguaiare? Ma perché cambia, diciamo, l'approccio sistemico a questo ragionamento che ho appena fatto. Se il fisco prima premiava coloro che lavoravano per i soggetti svantaggiati, mondo Onlus, mondo riforma terzo settore, non interessa più per quali tipi di soggetti noi prestiamo le nostre opere, i nostri servizi. L'attenzione è più rivolta ai soggetti svantaggiati. L'attenzione è rivolta al tipo di attività che svolgiamo, quindi saliamo un pochino a monte rispetto al ragionamento, e quali sono le modalità organizzative con le quali noi lavoriamo. Dico subito una cosa, così la chiariamo subito, che a prima lettura non sembrava fosse così, ma in realtà poi i chiarimenti sia dall'anno 2017 in poi hanno, diciamo, mantenuto questa lettura. Ma vuoi vedere che il legislatore
per modalità organizzative con le quali lavoriamo, intende anche comprendere il bilancio d'esercizio? Uno dice sì. Il nuovo legislatore, nella riforma del terzo settore, dice: guarda, quando tratti il tema delle modalità organizzative con le quali tu lavori, il sistema organizzativo, devi prendere anche in mano il bilancio. Uno dice: va bene, un documento contabile amministrativo, il documento madre di tutto l'impianto contabile amministrativo, ma ci dice il legislatore all'articolo 79, no? Che è l'articolo madre dell'impianto, titolo 10° del codice del terzo settore, devi capire se chiudi in perdita o inutile. Quindi nasce il ragionamento appena dopo che porta a questa domanda. Ma vuoi vedere che l'avanzo o disavanzo del mio ente mi va a, diciamo, caratterizzare completamente, tornando a monte, l'inquadramento? La risposta è sì. La risposta è sì, nel senso che la risposta è sì nella misura in cui, attenzione, se io chiudo con avanzo o un disavanzo dell'esercizio, io vado ad etichettare il mio svolgimento secondo modalità commerciali o non commerciali. Questo è un argomento che voglio subito toccare, perché è proprio un punto molto importante che voglio subito toccare, perché poi caratterizzerà questo breve intervento che io faccio nel proseguo. Quindi, quando poi toccheremo il tema del test di commercialità, che insieme agli avvocati presenti abbiamo steso, no, su un foglio di conteggio, un foglio di calcolo in Excel, che poi chiederete allo studio Degani, siamo partiti dal documento di bilancio d'esercizio. Perché a domanda, allora è vero che l'avanzo e il disavanzo mi caratterizza la mia attività? Certo che è vero. Quindi capite che il legislatore fiscale ha fatto una doppia capriola in avanti, ha abbandonato la qualificazione onlus, ha abbandonato l'attenzione all'analisi del soggetto svantaggiato. Guardate che fine questo ragionamento che ha fatto il legislatore, si è portato un pochino più su di livello, non interessa più a nessuno chi sono i soggetti svantaggiati che io vado a servire con le mie opere, con i miei servizi, interessa solo capire che tipo di attività faccio e con quale modalità io lavoro, punto. Tanto è vero che l'articolo 5 prevede 26 tipologie di attività, che si chiamano anche categorie di attività, contro le 11 della 460 al 97 sul tema delle onlus. Abbiamo molto aperto, diciamo, il settore operativo di presenza degli enti del terzo settore. Questo ha inguaiato, come dicevo prima, mutuando un termine degli amici napoletani, ha inguaiato l'analisi e la lettura che occorre mettere in campo per l'inquadramento fiscale. Articolo 79. Allora, una onlus, nella misura in cui si confronta per capire che strada percorrere, ha subito due, diciamo, premesse da mettere sul tavolo, da fare. La prima: io svolgo un'attività di interesse generale, o svolgo, articolo 5 del decreto 117 del 2017, o svolgo un'attività diversa di tipo commerciale, articolo 6, no? Perché questo è, diciamo, sembra una banalità, ma si parte da qui. Verificare che il mio tipo, l'oggetto statutario, le mie attività descritte, legate anche al fine solidaristico, vanno ad innestarsi nell'articolo 5, in una delle 26 categorie dell'articolo 5. Chi fa sociosanitario o sanitario assistenziale è fortunato perché sono le prime tre lettere, A, B e C. Servizi per l'infanzia andiamo nella D, quindi la stragrande maggioranza dei servizi educativi per l'infanzia, sociali, sociosanitari e sanitari assistenziali sono le prime quattro lettere dell'articolo 5 del decreto 117. Perché se non fosse così, ovvero se le attività diverse dovrebbero in qualche modo superare le attività di interesse generale, ci dice la norma: io sono un ETS commerciale a tutti gli effetti. Quindi io dal punto di vista tributario, fiscale, mi comporto come se fossi una società di capitali, IRES, IRAP e quant'altro ne consegue. Okay? Quindi primo step di verifica: rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse. La verifica si fa sul fatturato. La verifica si fa sul fatturato, da attribuire alle due filoni. È evidente che, toccando questo argomento,
trascino con me un altro argomento che è già chiaro a voi. L'ETS può essere a gamba commerciale o a gamba non commerciale. La morte naturale della Onlus è all'interno dell'ETS a gamba non commerciale. Tanto è vero che il legislatore fiscale ha fatto in modo che fosse veramente penalizzata sotto vari punti di vista l'inquadramento dell'ETS a gamba commerciale e ti dice a un certo punto: guarda che se tu per vari motivi diventi ETS commerciale, adesso facciamo degli esempi, scappa subito da questo inquadramento, e se sei una fondazione, ad esempio, come titolo giuridico civilistico, se una fondazione ETS non commerciale per qualche motivo nel corso dell'anno diventi fondazione ETS commerciale, fattibilissimo. Perché è fattibilissimo? Perché io comunque lavoro, devo capire come si sta componendo il mio bilancio accadimento per accadimento, nel corso dei giorni, nel corso dei mesi, fino ad arrivare alla fine dell'anno, no? Scappa da questo inquadramento ETS commerciale che ti stai generando e vai a finire nella fondazione secondo l'inquadramento dell'impresa sociale. Perché? Perché sotto ci sta un secondo ragionamento che dice: se tu sei diventato da una posizione di partenza di fondazione ETS non commerciale, sei diventato a una posizione di arrivo a fondazione ETS commerciale, vuol dire che hai i ricavi commerciali, no, banalmente, superiori ai ricavi e alle entrate non commerciali. Vuol dire quindi che hai messo in campo una modalità commerciale secondo una organizzazione d'impresa. No? Tant'è vero che sei diventato ETS commerciale. A questo punto prendi e scappa via subito e vai a riempire la sezione delle fondazioni imprese sociali. Sei un imprenditore sociale. Quindi tutta la norma, tutto l'impianto è stato costruito per penalizzare, diciamo, lo stazionamento nella posizione di ETS commerciale, ed è stata agevolata il passaggio, qualora uno capiti in questa situazione, nel posizionamento nuovo dell'impresa sociale, sempre mantenendo la qualificazione di fondazione a monte a livello civilistico. Prima premessa, no? All'inquadramento fiscale. Seconda premessa, gli amici che fanno lobby sana, in questo caso hanno fatto lobby sana corretta, sono riusciti a strappare un vestito per l'ex IPAB molto 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 conveniente, che ce lo teniamo stretto finché dura. Che cosa vuol dire? Hanno aggiunto articolo 3b bis scusate, al comma 3b bis dell'articolo 79 una deroga in questo senso. Al presentarsi di alcune condizioni che sono fondazione, quindi natura giuridica, avente qualifica di ex IPAB, poi regione che vai, normativa che trovi nel tempo, come si è voluto, però la fotografia è fondazione ex IPAB, che opera nei campi sociosanitari, assistenziali e quant'altro, e rimanda all'articolo 5, dove sono ben descritte le attività di interesse generale riferite a questo articolo e a questo comma, che reinvestono gli utili e che, ahimè, per voi collegati, amministratori e presidenti, hanno non rinunciato statutariamente, hanno non deliberato la corresponsione di compensi. Alla luce di queste, della presenza di questi requisiti, io sono di diritto un ETS non commerciale. Ovviamente devo mantenere nel tempo, con anche l'aiuto dell'organo di controllo, questi requisiti. Vedete che questa, diciamo, sottocategoria, chiamiamola così, civilistica, che ci porta di diritto un inquadramento fiscale, a noi è molto gradito, non ce lo nascondiamo proprio, no? Noi, molto gradito, perché poi nel settore sociosanitario questa è una fetta importante di lavoro. Va un po' a, diciamo, copiare l'attuale qualificazione ONLUS, perché l'attuale qualificazione ONLUS ci dice: ma guarda, non andare
a perdere tempo, a farti venire il mal di testa, a guardare come lavori all'interno, secondo modalità commerciali, non commerciali, a capire come è il tuo sistema organizzativo. Tu di diritto sei decommercializzato perché hai ottenuto la qualificazione ONLUS e l'hai mantenuta negli anni, ex articolo 150 del TUIR. E questo ci ha consentito di andare avanti fino adesso. Questo ragionamento banale è stato estrapolato e messo dentro nel comma 3b bis dell'articolo 79 per le fondazioni ex IPAB, secondo quei requisiti e quelle caratteristiche che vi ho testé sintetizzato. A onor di cronaca legislativa, voi sapete che l'attuale governo Meloni nel 2023 ha lanciato una grande legge delega fiscale per riformare tutta la parte tributaria e questa legge delega è ad uso e consumo del vice ministro Leo, che sta negli ultimi due, adesso inizieremo il terzo anno, facendo emergere e facendo approvare una serie di decreti attuativi settore tributario per settore tributario. Facciamo un esempio, uno tra i più famosi, tanto per farvi un esempio concreto di recente emanazione, quello del passaggio delle aliquote IRPEF da 4 a 3, sono tutti facenti parte di questa legge delega, che è la legge delega 111 del 2013. Ebbene, in questa legge delega tocca anche al terzo settore adesso, perché ci sono anche dei punti di riordino, di semplificazione che riguardano il terzo settore, che speriamo possano trovare compimento appena gireranno nel 2026. Tra questi punti ce ne sono 5 in particolare, ma ve ne cito 2 che mi viene comodo citare per il tipo di argomento che trattiamo oggi. Un punto riguarda un ripescaggio, chiamiamolo come vogliamo, una rivisitazione, una rimodulazione di una fiscalità di vantaggio, di una fiscalità di favore per coloro i quali, enti del terzo settore, senza scopo di lucro, lavorano nel campo sociale. Okay? Quindi quello che non siamo riusciti a ottenere dal passaggio tra le ONLUS e l'ETS e l'impresa sociale potrebbe, adesso vediamo, sono tutti i carri armati romani, sono tutti in movimento per cercare di arrivare a Roma e cercare di convincere i relatori a reintrodurre una fiscalità di vantaggio per i nostri enti. C'è questa opportunità. La seconda opportunità, che mi torna comodo poi nel proseguo della chiacchierata di oggi con voi, è una rimodulazione della base imponibile IRAP, perché la base imponibile IRAP, per come oggi è congegnata, presenta degli elementi di penalizzazione molto forti per il nostro mondo. Dopo ci torniamo su questo. Quindi sono queste 2 piccole luci di speranza, oserei dire, Raffaele, quasi natalizie, visto che ci stiamo portando verso Natale e visto che la finanziaria domani va in Parlamento la prima bozza sul bilancio annuale 2020-2026, ci avviciniamo a quella finanziaria verso Natale. Speriamo bene, vedremo come va, come andrà a finire questa partita. Quindi, con le premesse di verifica tra AIG, attività di interesse generale, attività diverse, e con la seconda premessa delle fondazioni ex IPAB, entriamo nel campo, nell'argomento della parte commerciale, non commerciale degli ETS. Abbiamo detto che l'ETS quindi può assumere 2 gambe, 2 inquadramenti, quello commerciale e quello non commerciale. Purtroppo io questa cosa la vengo a sapere, io presidente, io direttore, io consigliere di amministrazione, io responsabile amministrativo, io commercialista, io organo di controllo, cammin facendo durante l'anno. Perché? Perché dice l'articolo 79, comma 2, guarda, allora, se tu lavori in perdita, io sono contento. Perché sono contento? Perché sei un ETS non commerciale. No. Se poi tu lavori in modo gratuito, io sono ancora più contento, no? Perché è la seconda modalità con la quale io ti etichetto ETS non commerciale. Quindi l'articolo 79, tolto il primo comma che è di quadratura, il secondo comma esordisce così: uno lo legge e si mette a piangere.
uno che ha delle responsabilità di gestione e di governo di un ente, perché mi sta dicendo tra le righe, guarda, non tanto tra le righe, mi sta dicendo anche in maniera diretta, guarda che quindi se fai un avanzo d'esercizio io sono qui con te, quindi, e ti chiedo le imposte, no? Quale parola strana questa delle imposte nel mondo ONLUS? Sono più di 20 anni che non abbiamo mai avuto, voglio dire, dimestichezza in questo termine, familiarità in questo termine, mai pagato imposte sostanzialmente, sono per certe casistiche di reddito. Quindi l'articolo 79 nasce così nel 2017. Al netto di queste due modalità operative, modalità con cui lavoro, modalità organizzative, lavoro in perdita, lavoro in maniera volontaristica, comincio a usare questi termini, no? Perché il legislatore nuovo intende etichettarci nella misura in cui capisce come noi lavoriamo internamente all'ente, secondo quale modalità organizzative noi mettiamo in campo. Okay? Quindi, atteso che nessuno di noi, se non per alcune situazioni di volontariato o anche altre situazioni, ma che non sono qui oggi rappresentate in questo webinar, non lavora né gratuitamente né lavora in perdita sistematica, avevamo letto che con l'avanzo dell'esercizio si pagavano le imposte. Okay? Ovviamente, appena uscita la norma, subbuglio generale, polemica tutto spiano, anche feroci, parlamentari raggiunti, minacciati, eccetera, eccetera. A un certo punto il Parlamento fa una correzione e dice: no, aspettate un attimo, qui probabilmente c'è un po' scappata la mano. Facciamo un correttivo. Il correttivo è il seguente: l'impianto della norma resta così, se leggete, poi dopo lo riprendiamo con anche alcune sottigliezze per chi lavora con la pubblica amministrazione, ma il correttivo è il seguente: per l'anno 2026, 2027 e 2028, se produco un avanzo d'esercizio non superiore al 6% del totale ricavi delle attività di interesse generale, no? io mantengo l'inquadramento di ETS non commerciale. E, voglio dire, adesso i miei figli sono cresciuti, no? Però se avessi un bambino piccolo, la domanda nascerebbe spontanea. E nel 2030, dopo il triennio, e nel 2030, ecco che c'è trappolone. Nel 2030, qui lo dico, ma poi voglio dire, lo cancelliamo subito, occorre determinare una perdita di esercizio, perché poi nel 31, 32, 33 riparte un altro triennio, sempre con il 6% di requisito di utile. È scritto così, ok? È scritto così. Poi l'articolo 79,2 dice: guarda che questa norma si applica anche a chi lavora con la pubblica amministrazione. E poi c'è tutto il tema per il quale abbiamo già, diciamo, anche con l'avvocato Mozzani che con l'avvocato Degani, abbiamo già profusamente scritto agli organi parlamentari, ai ministeri, alla formazione del terzo settore, dove a vario titolo partecipiamo ai tavoli di lavoro, di capire bene con l'Agenzia delle Entrate come trattiamo fiscalmente i contributi pubblici per chi lavora in campo sanitario, sociosanitario e sociale assistenziale con l'articolazione della pubblica amministrazione, regioni, province, comuni, quant'altro. In campo sanitario, contributi pubblici sanitari, in campo sociosanitario e quant'altro. L'attuale giurisprudenza fiscale non ci viene in aiuto. Perché? Perché, come sapete, i contributi in maniera molto, diciamo, sintetica si dividono in due grandi categorie: i contributi in senso stretto e i contributi corrispettivo. E ci dice il fisco a vario titolo, no? Ci mitraglia di una serie di risoluzioni, interpelli, quant'altro, che se le leggiamo poi il mood che viene avanti è un po' questo di natura fiscale. Guarda, caro ente, ma tu lavori per conto di un servizio, cioè se tu eroghi il servizio ti danno il contributo, se tu non eroghi il servizio non ti danno un contributo. Quindi sia che sia ASL, che sia ATS, che sia regione, che sia provincia, che sia comune,
Tant'è vero che tu firmi dei contratti dove ti impegni a erogare certi servizi. Quindi secondo me, se viene a chiedere il mio punto di vista, i contributi regionali sono i contributi con rispettiva valenza commerciale, ci devi pagare l'IRES sopra, ci devi pagare le imposte. Questo ci ringuaia nuovamente perché quando andiamo a prendere il bilancio d'esercizio, adesso passiamo al bilancio d'esercizio, quando andiamo a dividerlo in sottocategorie, come esercizio per capire quale inquadramento fiscale dotarci, e qui abbiamo poca strada da scegliere, no? Perché se è vero, come è vero, che questo ragionamento l'Agenzia delle Entrate verrà riconfermato, speriamo a breve, con una circolare, con una risoluzione, comunque con una, diciamo, un atto di chiarificazione dell'intero impianto normativo del terzo settore, su questo punto qui, se mandano avanti l'inquadramento che già va per la maggiore, sostanzialmente non ci aspettiamo grandi novità a favore degli enti. Poi ci dice, l'articolo 79, come lavorare, no? Ci dice, guarda, poi ci sono i costi prenderli globalmente parlando, nella sua interezza, prendi il criterio del full costing, quindi prendi i costi materie prime, B6, prendi poi il B7 per servizi, quello del bilancio d'esercizio, la codificazione del bilancio d'esercizio, prendi il B8, prendi il B9, costo del lavoro, prendi tutto. Prendi gli ammortamenti, prendi gli accantonamenti, gli oneri finanziari, tecnica del full costing. E poi ci dice anche, se vuoi, prendi anche i costi figurativi, no? Che sono la valorizzazione di natura economica dell'apporto dei volontari in termini di risorse umane, di ore, e dell'acquisizione di beni e servizi da parte di un terzo in maniera gratuita. No? Dobbiamo essere bravi a inserire una microcontabilità di valorizzazione di questi, voglio dire, costi figurativi. Quindi banalmente, se abbiamo una batteria di volontari che ci aiutano, al di là delle norme sul volontariato ben precise del terzo settore, assicurazione e quant'altro, libro, delibera di ammissione, divieto di erogare compensi e quant'altro, devo anche mettere in campo una micro contabilità che mi va a tracciare le ore che hanno effettuato questi volontari e a utilizzare per ogni ora un criterio economico che si desume dal CCNL di categoria, di quelli maggiormente rappresentativi, mi viene da dire, di quello che avete all'interno del vostro ente. Così riesco ad avere un costo figurativo del volontariato che aggiungo in coda al totale dei costi. Quindi, bilancio d'esercizio. Prendo il bilancio d'esercizio, lo trasformo in un foglio Excel e comincio a creare delle colonne. Divido prima colonna attività di interesse generale, tutte le attività di interesse generale, delle attività diverse, delle attività di raccolta fondi, le sposto, e l'attività di sponsorizzazione, le sposto. Faccio due grandi colonne. Poi entro nella colonna delle attività di interesse generale, ipotizziamo la classica fondazione che ha, voglio dire, un RSA, un RSD, e ha un centro diurno e ha un asilo nido, no? Le prime due sono lettera B, sociosanitarie, centro diurno e RSA o RSD, forse centro diurno anche sociale, secondo certe caratteristiche, quindi lettera C. Poi ho l'asilo nido che è lettera D, servizi per l'infanzia, no? In maniera sintetica. Devo creare per ogni attività di interesse generale un sottobilancio che termina con un sotto utile, una sottoperdita. Cioè, in altri termini, devo andare a spacchettare la mia contabilità in sottobilanci usando il criterio di determinazione dell'attività di interesse generale e devo trovare poi in fondo, evidentemente, un ricavi meno costi, una sottoutile o una sottoperdita. E devo lavorare sulle colonne in modo tale che l'ultima colonna è il totale che quadra il mio bilancio ed esce alla fine l'utile o la perdita di esercizio. Utile o perdita di esercizio che ora sono, diciamo, agevolato nell'analisi perché riesco a capire quali sono le determinanti che mi portano a quell'utile o la perdita di esercizio. Perché ad esempio io posso avere, a questo punto possiamo fare tanti esempi, l'RSD in avanzo d'esercizio come attività di interesse generale, l'asilo nido in perdita d'esercizio e poi ho una raccolta fondi importante
come terza colonna, no? Che emerge un sottoavanzo d'esercizio, tale per cui alla fine io ho un avanzo d'esercizio complessivo. No? Ipotizziamo che l'RSD mi fa più 100 alla fine dell'analisi della sottocategoria di attività di interesse generale, l'asilo nido mi fa meno 20 e quindi sono a più 80, la raccolta fondi mi fa più 30, io chiudo a più 110. Chiudo a più 110, ma sostanzialmente io ho sottoanalizzato le componenti di questo utile. Questo mi consente poi di applicare la regola del 6% che ho detto prima. Resto ETS non commerciale se produco un avanzo d'esercizio inferiore al 6% per 3 anni, 26, 27, 28, rispetto al fatturato delle attività di interesse generale, che sono RSD per disabili e asilo nido. Sposto la raccolta fondi, non c'entra. Quindi, nell'esempio che ho appena fatto, sostanzialmente ipotizziamo che siamo sotto al 6%, poi col test di commercialità, no? Poi lo studio Degani provvederà a chi lo vorrà a distribuirlo. Potete esercitarvi secondo questa logica di lavoro, questa logica di pensiero e quindi di compilazione dei fogli Excel. Sono ETS non commerciale. Poi riesco anche a determinare il costo dei volontari e ad attribuirlo alle singole attività di interesse generale, finanche all'attività di volontariato, di raccolta fondi. Quindi i volontari li attribuisco anche in maniera precisa a tutte le mie colonne, distribuendo il valore sulle varie colonne. Quindi alla fine io arrivo a determinare per ogni tipologia di attività, sia di interesse generale, l'esempio che abbiamo appena fatto, disabili e asilo nido, sia altre attività di commerciali o di raccolta fondi, la composizione finale dell'utile alla perdita, e quindi io riesco a determinare se sono un ETS non commerciale o un ETS commerciale. Ipotizziamo nell'esempio banale che ho appena fatto, siamo un ETS non commerciale, siamo sotto il 6%. Cosa succede? Succede che io non pago IRES, ok? Non pago IRES come imposizione diretta delle imposte dirette. L'altra imposta diretta, tutti noi nota, è l'IRAP. Sull'IRAP dobbiamo aprire un capitolo. Domanda: pagherò l'IRAP dal 2026? La risposta è: non lo sappiamo ancora. Se sull'IRES siamo certi di dare una risposta, per ETS non commerciale con un ricavo sotto il 6% del fatturato di interesse generale, sull'IRAP non lo sappiamo, perché l'IRAP, come sapete, è anche di legiferazione regionale. Regione che vai, aliquota e base imponibile, più che base imponibile, aliquota che trovi. Le regioni sono molto differenziate in termini di scelta sull'IRAP. C'è chi, come la Lombardia, sono 25 anni che l'ha esentata a tutte le onlus, con una vecchia legge finanziaria regionale del 2000. Ci sono altre regioni dove si paga a piena, come aliquota 3,90, altre regioni ancora che l'hanno dimezzata, hanno trovato aliquote dello 0,90, dell'1, dell'1,90, quindi regione che vai, aliquota IRAP che trovi. È evidente che benedetto e effettuato il funerale alle onlus, tutti gli uffici tributi regionali saranno chiamati a pronunciarsi, facendo una scelta legislativa propria, di come trattare l'IRAP nella singola regione per gli ETS, commerciali, non commerciali, imprese sociali, per tutto il mondo del terzo settore, dal 2026 in poi. Quindi sull'IRAP, attenzione che non abbiamo ancora delle novità. Attenzione sull'IRAP a un secondo tema che prima ho accennato. Sapete che l'IRAP si conteggia secondo due metodi di calcolo, semplifichiamo molto: quello del mondo produttivo privatistico e quello del terzo settore retributivo. Noi applichiamo quello del terzo settore retributivo, che è quello più penalizzante, perché sul monte retribuzioni si applica il 3,90%.
e non ci sono deduzioni da effettuare per abbattere la base imponibile. Quello è il monte della base imponibile e quello mi tengo, sul quale poi applico l'aliquota del 3,90%. È evidente che il settore nostro, che è labor intensive, dove tendenzialmente assumiamo personale, il costo del lavoro è importante. Su un RSD, un RSA di 120 posti letto, non ho meno di 3 milioni di costo del lavoro, lordo azienda, no? Ci metto il 3,90% o 120.000 all'anno di IRAP. Questo per darvi un termine, molto grossolano. Quindi se la regione in cui siete a un certo punto dice, vabbè, la musica è finita, cari miei concittadini, io da 2026 chiedo l'IRAP anche al terzo settore, ecco, questo è, in termini di bilancia, un peso da mettere per capire sostanzialmente, per capire che scelte effettuare. Perché dopo vi dico, dall'altra parte, su impresa sociale, che termine di imposte potrei avere. Quindi IRES l'abbiamo vista, l'IRAP l'abbiamo vista, IVA e IMU. L'IVA. Noi qui siamo abituati bene, siamo drammaticamente da anni assoggettati a un regime di esenzione e siamo drammaticamente diciamo, ormai rassegnati dal fatto di non detrarre l'IVA sugli acquisti, perché per noi è un costo. Ad eccezione delle cooperative sociali che, applicando l'IVA 5 in uscita, sulle prestazioni sul fatturato in uscita, possono recuperare l'IVA sugli acquisti. Noi intendo come fondazioni, terzo settore, associazioni, enti religiosi, no? In questo webinar, che abbiamo, diciamo, la base del fatturato disciplinata dall'esenzione IVA articolo 10, perdiamo l'IVA sugli acquisti, che diventa un costo del conto economico. Sarà così anche per il 2026 anni a seguire? La risposta è ni. Non è né sì né no. Attenzione, che qui per, diciamo, una svista normativa, per un mancato coordinamento normativo a pensar bene, a pensar male, per uno sgambetto che hanno effettuato al mondo sociosanitario non cooperativistico, occorre fare un distinguo. Perché prendendo l'esempio che ho fatto prima, RSA o RSD sono servizi residenziali, sociosanitari, sanitari assistenziali. Questi avevano l'esenzione IVA prima e mantengono l'esenzione IVA sulle prestazioni che fatturiamo ai disabili o ai non netti nel 2026 per tutti gli inquadramenti di cui io mi doterò. ETS commerciale, ETS non commerciale, fondazione impresa sociale. Quindi esenzione prima, esenzione dopo, per i servizi residenziali. Chiaro? Per i servizi non residenziali, intendo semi-residenziali, diurni, domiciliari, ambulatoriali, poliambulatoriali, dell'infanzia, didattici, dell'istruzione, formativi, quello che volete, c'è proprio l'articolo che lo specifica bene. Attenzione, che se io abbandono a far data dal 1° gennaio la qualifica ONLUS, mantengo l'esenzione solo se adotto una configurazione di ETS non commerciale. Se io adotto una configurazione di ETS commerciale o di impresa sociale, su queste prestazioni che adesso ripetiamo, sono costretto ad applicare l'IVA al mio cliente del 22%. Quali sono le prestazioni? Le ripetiamo: i centri diurni, l'assistenza domiciliare a vario titolo, con tutte le terminologie che ci stanno dietro, comunale, non comunale, sociosanitaria, sanitaria, integrata, non integrata, regione che vai, declinazione che trovi, gli ambulatori, i poliambulatori,
servizi per l'infanzia e quant'altro. Quindi questo secondo tema dell'IVA, insieme al tema dell'IRAP, sono due sassi che voi dovete tenere presente e metterli sulla bilancia per capire dove far pendere poi la scelta finale. IMU. L'IMU, qui tocco un argomento abbastanza delicato, perché siamo tutti cresciuti con la certezza di avere l'esenzione IMU in virtù di un regolamento del 2012, il 200, richiamato continuamente dalle istruzioni alle dichiarazioni IMU. Le dichiarazioni IMU sapete che da pochi anni hanno ribaltato l'assioma di comportamento fiscale, dove prima sostanzialmente si diceva: tu hai presentato la dichiarazione IMU il primo anno in cui ti sei, diciamo, configurato e ho avuto delle variazioni immobiliari importanti. Poi, nel silenzio, hai mantenuto l'esenzione IMU. Okay? Da un po' di anni a questa parte, dal 2019 a questa parte, ci dicono: guarda che il comportamento da tenere si è ribaltato, cioè per mantenere l'esenzione IMU la devi richiedere, e per richiederla tutti gli anni devi presentare la dichiarazione IMU chiedendo l'esenzione dall'assoggettamento. Quindi ora c'è l'obbligo dichiarativo. Fate attenzione. Primo elemento. Secondo elemento, i comuni, adesso questo facciamo un flash veloce, un po', diciamo, a macchia di leopardo su tutto il territorio italiano, ma si sta purtroppo diffondendo questa moda, questa brutta moda dei comuni. Alcuni comuni, per far maggior gettito, diciamo tributario, appaltano il servizio di riscossione a società terze autorizzate. Queste società terze autorizzate prendono una sentenza dalla Corte di Cassazione di qualche anno fa e poi ripresa qualche mese fa, seppur correttiva, ma l'orientamento è questo, in questo attuale contesto storico, che dice: guarda, tu sei una fondazione, sì, va bene, hai un bello statuto, va bene, senza scopo di lucro, va bene, sei una onlus, va bene, ma come lavori? Ecco qui ancora, no? Io ripunto l'attenzione sulle modalità con le quali io svolgo i miei processi di lavoro. Il comune dice: tu, secondo me, onlus, lavori secondo modalità commerciali. Ah, caro comune, e perché dici questo? Perché chiedi una retta di compartecipazione alle famiglie, dei disabili, degli anziani, dei bambini. C'è una scuola paritaria, chiedi la retta di frequenza scolastica, prendi contributi dallo Stato perché eroghi un servizio. Quindi hai tutte queste belle caratteristiche del terzo settore, ma lavori secondo modalità commerciali. Quindi, secondo me, comune, ente impositore comunale, sei un ente commerciale. Grazie, dammi l'IMU e andiamo dietro i 5 anni. Ti ringrazio molto per le casse comunali. E nascono accertamenti. Adesso la buttiamo un po' sulla battuta, ma la situazione sta diventando drammatica, perché poi gli importi sono importanti, anche da chiedere. Poi si va dietro i 5 anni, c'è tutto il tema sanzionatorio che emerge e via discorrendo. Ok? Ora i comuni sanno perché dal 2019 dobbiamo presentare le dichiarazioni IMU, col quale chiediamo di mantenere l'esenzione IMU. Quindi loro hanno gli archivi aggiornati. Quindi è più facile venirci addosso. Questa è una moda per il quale speriamo, siamo riusciti a creare un percorso di legge fino al governo, che è impegnato con una raccomandazione scritta al Parlamento di rilegiferare, di reintrodurre per norma di legge primaria l'esenzione IMU per il settore sociosanitario e assistenziale. Dovrebbe andare tutto, però dico dovrebbe perché poi c'è di mezzo Parlamento, partiti politici, quindi sapete che è molto, diciamo, variabile questo ragionamento, è molto slittante, no? La politica purtroppo è così su questi temi. Nella finanziaria 2026 se aspettiamo che ci sia lì un chiarimento con la normativa ufficiale che finalmente dia luce e diciamo
metta un punto fermo sul tema dell'IMU, perché sennò oggi l'IMU per gli ETS non commerciali onlus è ancora esentata, se non arriva l'accertamento violento del comune dove voi avete gli immobili, in sintesi. Mentre l'IMU sugli immobili a reddito, quella la pagavate prima, la pagate adesso, la pagherete dopo. Se voi avete ricevuto in eredità un immobile, banalmente un appartamento in classe A, e lo affittate, vabbè, pagate l'IRES sugli importi locativi incassati dagli affitti e pagate l'IMU sull'immobile messo a reddito. Quello era così e resta così, sostanzialmente. Carrellata veloce sugli ETS non commerciali. Carrellata veloce sull'inquadramento di fondazione, associazione, non più ETS, ma abbracciamo il decreto 112 e proviamo a diventare per un momento impresa sociale. Fondazione, impresa sociale. Associazione, impresa sociale. Ok? Stona la parola fondazione con impresa? Se stona mi dispiace, ma è così, voglio dire, no? La fondazione e l'associazione stanno dichiarando al mondo, al territorio italiano, agli attori italiani, che sono imprenditori sociali. Svolgono un'attività di impresa secondo le attività di impresa che non si chiamano più attività di interesse generale, decreto 117 ETS, cancelliamo quel termine lì, ne prendiamo un altro che si chiama attività di impresa 112. Sono un pochino più numericamente più corte delle attività di interesse generale e sono lì elencate. Il settore sociosanitario, sanitario assistenziale, sociale compreso. Quindi possiamo tranquillamente anche diciamo, analizzare l'inquadramento fiscale della fondazione, associazione, impresa sociale, perché il decreto 112 ce lo consente di fare. Tributariamente parlando cambia qualcosa rispetto all'ETS non commerciale o commerciale e a IRES, IRAP, IVA, IMU? Certo che cambia. Cominciamo a fare i raffronti. IRES. E l'IRES, l'articolo 18 del decreto 112 del 2017, prevede l'esenzione dall'IRES, purché l'utile sia reinvestito e, diciamo, contabilizzato in un'apposita riserva del patrimonio netto. Quindi esenzione IRES, sì. Attenzione che per l'impresa sociale occorre fare un ragionamento su quel bel foglio Excel che vi ho prima detto. Quel foglio Excel lì che prima vi ho detto sull'ETS non commerciale non serve più. Tasto destro, elimina, via, nel cestino. Perché? Perché la fondazione impresa sociale calcola il reddito d'impresa, entra tutto lì dentro. Tutte le attività di impresa entrano lì dentro, tutte le attività reddito entrano lì dentro, anche gli affitti degli immobili, sì. Quindi si ricava alla fine dell'esercizio un reddito di impresa, positivo o negativo. Non ho più necessità di distinguere nell'Excel le attività di interesse generale, che qui si chiamerebbero attività di impresa. Ma questo lavoro di distinzione, di analisi di sottocategoria, di determinare l'utile o la perdita per ogni singola attività, non ho più necessità di conseguire questo conteggio, perché si considera l'impresa in maniera unitaria, il reddito di impresa si conteggia in maniera unitaria. Quindi semplificazione contabile e fiscale rispetto all'ETS. IRES non la pago, IRAP la pago. La pago, stiamo aspettando un chiarimento ministeriale per capire quale metodo di conteggio io opero. Perché se opero con il metodo di conteggio del retributivo per ETS non commerciale, sono appunto che capo rispetto a prima. Devo prendere le retribuzioni, devo calcolare sopra il 3,90 e conteggio l'IRAP. Se invece il legislatore consentirà di utilizzare il metodo privatistico della produzione netta, questo ha un effetto benefico per le nostre casse, perché la base imponibile si abbatte di molto e l'IRAP scende di molto in termini di valore, perché ad esempio tutto il costo del lavoro a tempo indeterminato, tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato che maturano un costo di esercizio,
non sono, non concorrono a formare la base imponibile IRAP. Cioè sul costo del lavoro dei rapporti a tempo indeterminato, intendo di lavoro, non pago l'IRAP. Quindi capite che c'è una grossa differenza tra un metodo retributivo ETS non commerciale e un metodo privatistico del valore della produzione netta impresa sociale. Quindi quel sasso da mettere sulla bilancia va letto secondo questa lente di lettura. IVA. E IVA è peggio che andare di notte, perché attenzione, se faccio servizi residenziali mantengo l'esenzione, abbiamo detto. Tutto il resto, se io ho una batteria di servizi nel mio modello organizzativo della mia fondazione, dove sono andato in filiera negli anni, ho diversificato i servizi, l'esenzione IVA la mantengo solo sul servizio residenziale. Su tutto il resto vado con l'IVA al 22 verso i clienti. Quindi scatta pro rata e tutta una serie di cose sull'IVA dove adesso non abbiamo tempo di addentrarci. Quindi sull'IVA questo occorre evidenziarlo. L'IMU. Sull'IMU si apre e si chiude subito il discorso. Sto dicendo al comune che sono un imprenditore sociale, quindi pago l'IMU su tutto, anche sull'immobile che oggi io definisco istituzionale, sociosanitario o sociale o assistenziale. Quindi l'IMU la pago su tutto. Articolo 82. Quindi capite che io sulla mia bilancia devo mettere un po' di sassi per capire in termini di imposte sostanzialmente e conteggiare con i vostri fiscalisti interni quali sono le ricadute fiscali in termini di singole imposte di inquadramento complessivo che mi trovo ad avere in un inquadramento ETS non commerciale o commerciale oppure nel secondo inquadramento impresa sociale. Raffaele, io ho fatto una carrellata veloce, vedo che tutti sono ancora rimasti collegati con questo bel argomento che ho toccato, quindi riconosco una certa tenacia, una certa resistenza fiscale, quindi mi complimento con tutti e sono qui a vostra disposizione. Grazie Marco, so anche che c'è Luca Degani che ha già risposto a diverse domande che sono state poste mentre tu parlavi Marco sulla chat e anche sulla chat di YouTube. Mi confermi Luca? Te lo confermo, in realtà, visto che credo che saluteremo perché avevamo promesso di garantire la tempistica, le uniche su cui non ho risposto in realtà sono la chat di YouTube, almeno non l'ho vista, quella sul riferimento dei 180 e non dei 120 giorni è sicuramente un'osservazione molto attenta, ma quella nota dava dei termini migliorativi per la trasmigrazione e la trasmigrazione riguardava le ODV e le APS in un periodo ormai concluso, non le onlus in questo momento. Poi se ne faranno uno uguale sarei il primo ad esserne contento, ma starei al momento sulla quantità tempistica che abbiamo detto. Sui percorsi di fusione, l'importante è che il processo di fusione venga effettuato, tra virgolette, attraverso il medesimo percorso, quindi meglio farlo nel RUNTS e non con prefettura e regione, quindi io tenderei a iscrivere i due enti al RUNTS e poi a fonderli, perché almeno faccio tutto con atti che hanno una minor discrezionalità amministrativa, però è un'ipotesi, non è un obbligo, si possono fare anche percorsi diversi a fronte di altre tempistiche. Io partirei con ringraziamenti a partire da Alice, la sua prima volta avvocato Stendardo, credo che sia stata molto brava, mi complimento per età e equilibrio. Ringrazio Marco Petrillo che con noi ha dato sicuramente il massimo e in termini davvero di chiarezza. Ringrazio il mio collega Mozzanica, è bello vedere i giovani che avanzano e non è una battuta. Come ho scritto, magari tra circa 3 settimane, e spero Marco sia dei nostri, potremmo rivederci su altri due temi che comunque sono significativi nel percorso di riforma del terzo settore. Il primo è quello delle attività e ci servirà anche Petrillo. Noi, e intendo un noi che è Mondo Onlus,
siamo abituati alle 11 attività onlus a favore di svantaggiati. Nelle due ipotesi, ETS e impresa sociale, siamo di fronte a 27 o 22 attività possibili. C'è tutta una tematica di cui dovremo ragionare anche di possibilità a fronte di enti fondativi di ampliare gli scopi, ma bisogna certamente analizzare meglio anche all'interno di scopi che già abbiamo. La sanità per gli svantaggiati, di solito la riabilitazione, non è la sanità per tutti, che può essere una gestione ospedaliera o anche una gestione della finca di tutta la sanità territoriale, per fare un esempio. L'altro esempio sono i rapporti con la pubblica amministrazione, laddove coprogettazione e coprogrammazione sono elementi che possono, ad esempio, andare a migliorare le grandi paure che hanno molti di noi sulla disciplina, sulla concorrenza e sui suoi possibili effetti. Quindi, nel salutarvi, credo da parte anche di tutti i colleghi, ci rivediamo se Raffaele, Marco, Alice non hanno da aggiungere, ci rivediamo tra qualche settimana. Un ringraziamento, arrivederci. Buona serata a tutti, grazie.